No, I'm not a writer. Step 3, andare al ristorante. Ristorante di Zingano. Poi step X di X è mangiare. Tu mi dirai, madonna, ma tutte ste robe per preparare una puntina? È tutto necessario, è tutto collegato. Poi l'Alessia, quando vedrà il video che c'è lei intrigata a mangiare, mi maledirà tipo in 2 o 3 lingue, però è sempre utile, no? Cioè, avere questa visione poliglottica del mondo, no? E imparare nuove lingue anche sotto l'aspetto porchidesco, no? Sì, questo è uno dei miei ristoranti preferiti. Ah, perché qua dici? Perché siamo andati a vedere per la finestra della cucina, no? 193 bomboloni più 50 di eventuale manodopera per mettergli il profiletto, eccetera eccetera, cioè mezzo milione, un finestrino, un tocco di plastica. E allora ho detto no dai, ci penso e vediamo adesso di fare in altro modo, insomma. Ecco, intanto la finestra se ne sta così che non succede niente se sta chiusa, e vedo di trovarla in giro. Mi hai visto uno che si mette il sale nel panino? Guarda, praticamente panda toast senza glutine, con 2 fette di formaggio, no? 2 slice of cheese, 2 fette di formaggio, il suo solito quintale di aceto, perché questa acetizza tutto, e insalata. E lei ha detto, ma oggi guagliamo così, insomma. Chi abbiamo? Abbiamo vicini che vengono qua con noi. Eh sì. E di lui ti ricordi? Ti ricordi? No, che sì, non ti ricordi, no. perché ho perso i video, quindi no. Infatti sì. Stai su un cazzo? No. Ah. Ma stai riprendendo.
20 ottobre, se non siamo in piena estate. Quindi il fatto che io sono indietro con i video, che pubblico quelli di luglio, cioè, ci siamo, cioè, tutto studiato. Cos'è che ha che chiede affetto verbale? Cioè, ma io o faccio i video o faccio l'affettato verbale, cioè non posso fare due robe. Step altro X di ICP, andare con la macchina alla Lescia a prendere il prosecco. E tu mi dirai cosa c'entra con la pianificazione della puntina? C'entra tutto collegato. È una puntina veneta che vuole il prosecco. Sti che musichetta marrega la Lescia. Anche massa. CP, cosa ti preoccupi? Non è lei la tua padrona, sono io. Guarda il CP. CP, dove sei? Eccola là, guardala. Guarda il CP. CP, raccontiamo che sei andata in spiaggia, hai visto tanti bau. Anche forse un gatto abbiamo visto? No, il gatto no. Guarda. Step, provare a craccare il bancomat se ci riusciamo. Che una volta abituato, boia come peta sto sole, non vedo niente, una volta abituato all'altezza del camper, guarda che sta sotto una macchina è una cosa. Dai, le strisce sono più avanti, Dai, muoviti. Cara. Le strisce sono più avanti. Ma dai, coretti. Non fare incazzare perché sta là in mezzo alla rotonda come punto. Alessia ce l'ha su con i pedoni che non attraversano nelle strisce. Mi fanno rimanere in mezzo a quel culo rotonda, non so. Poveri pedoni. Comunque no, io stavo dicendo no, che abituato all'altezza del camper, stare in una macchina che è tanto strano, no? Andare per strada ti dà anche quella sensazione di velocità, cioè può essere che è il fatto che la Alessia corre come una matta, ma 60 all'ora! 60 all'ora proporzionata alla velocità del Zingano è una velocità estrema. Allora donna, adesso noi gli spieghiamo Come facciamo a fare le puntine? cioè neanche si capisce che era tutto preparato, no! Allora vedi ragazzo, noi apriamo il nostro bellissimo Google My Maps, che è un'app per Android, probabilmente c'è anche per iPhone. Qua c'è tutta la lista dei posti, io solitamente prepuntino la zona, quindi tipo qua, Treviso, provincia, ci sono di Valmarino, via dei Mulini e delle Acque. Apriamo. Qua c'è tutte le cose che io ho prepuntinato, quindi l'ingresso delle vie, piuttosto che le chiesette antiche, i 3 parcheggi tattici, tipo quello dove siamo noi ora, e poi per strada, se guardiamo prima, io ho trovato un distributore, eccolo qui, che aveva l'acqua, quindi ho puntinato anche il distributore che aveva l'acqua. Molto utile per chi viene col camper, no? Poi se ci dovesse essere qualche errore di posizionamento GPS, tramite il telefonino io ti correggo le puntine, oppure se trovo qualcos'altro di nuovo tipo una cascatella eccetera, tac, ti aggiungo la posizione. Poi tu dal tuo smartphone, dal tuo Google Maps, cosa fai? Clicchi, vedi diciamo il posto segnato e tutto quanto e tac, gli dici parti col tuo navigatore e lui ci va. Eccolo là, tac, figata, no? Ecco qua il Zingano che gioca con la regolazione del bianco, no? La misurazione del bianco. Cioè qua abbiamo messo 3300K, no? Che è il livello di temperatura del colore. Io direi che è anche abbastanza reale. Ovviamente senza luci, cioè ho anche il mio bel faretto e niente, non usiamo il faretto.
Però dal display sembra si vede bene. Poi l'istogramma mi dice no, sei un pirla, guarda, c'è tutta la parte delle ombre piene, il che significa che troverai tante parti di nero con del disturbo probabilmente, quindi tutti quei puntini eccetera eccetera. Però adesso bando ai dettagli tecnici e andiamo a ciavarci il prosecco.